Onestamente, vabbè, so che dico un qualcosa che può sembrare strano, ma a me ha sorpreso, nel senso che un conto è parlare di questo sentiment qualche settimana fa oppure nel momento del post-Covid. Un altro è vederlo realmente uscire dalle urne. Ora vediamo se è confermato, perché guardate che è molto elevato. Io ero convinto che comunque si rimanesse sotto il 70%, dal 65 al 68. Forza Italia vuole fare una percentuale che gli consenta vorrebbe fare una percentuale che gli consente di portare dei consiglieri regionali in Consiglio. Sappiamo che chiaramente la lista Zaia e la lista della Lega avranno il predominio a questo punto di vista, però noi ci siamo, abbiamo fatto la nostra battaglia con le nostre liste in tutte quante le province, per cui speriamo in una buona affermazione. Questa è stata una campagna elettorale anomala, strana, unica, connotata chiaramente dal Covid, connotata anche dai 130 e passa conferenze stampa che hanno in qualche maniera, ma non solo in Veneto, ma sicuramente aiutato un'affermazione dei presidenti uscenti. Io sono contenta intanto di aver portato avanti questa bellissima squadra insieme agli amici non solo di Italia Viva, socialisti, repubblicani e anche le civiche per il Veneto, e quindi da domani, al di là del risultato di oggi, si costruirà ancora di più questo progetto riformista per il Veneto.